I straniers che le vevin scapolade si presentare in dilisie e contare in tutte caliere succedut. Sintint un etal, lui chiappà un gran avvilimento e un grande pore, parce che lis robes in Israel non erin ladis come cal voleva lui, e l'esit non gli era stat come cal aveva ordinato il re. Allora l'anno dopo, al mette ad un 60.000 ombres di prime e 5.000 chiavai per combatti contro di loro. Arrivare in Teidumè e si campare in Bezzur. Giudei affrontà con 10.000 ombres. Quando al viodè che sorte di campamento, al fasè queste preghiere. Sei tu benedetto, Salvador di Israele, tu che tu has indebolito limpid dal potente, midian dal tuo famei David, e che tu has fatto colare l'esercito dai stranieri, des mans di Ionate, fi di Saul, e dal suo scudir. Fa scolare come questo esercito des mans di Israele tuo popolo, e fa scolare il disonore sul loro esercito e sulla loro cavalleria. Emplio di pore, e creve l'arroganza delle loro forze, che se d'infiscaste loro rovine. Butti a basco le spade di chi che ti vuolin ben, che ti laudin con chians, dui che conoscono il tuo nome. Poi si buttarin un quintri di che l'altri, tanto une bande che di che altre, e a colarin denande ai giudeos un 5.000 ombres dal campamento di Lisie. Viodin che li soschirie se stava in l'antisfas, biel che alle schiries di Giudeo cresceva la vigurie, e che era in pronsa a vivio a morire con onore. Lisi al tornare in Antiochia, là che al tiradoglia a paament, anchiamò più straniers per tornare di nuovo in Giudea. Intanto Giudei si fradi se diserin, vecchi i nostri nemici sono stati battuti, hanno a smondiare il santuario e a tornarlo a consacrare. Così si dedoglie tutto l'esercito e all'era in su sulla mon di Sion. A chiatare il santuario abbandonato, l'altar profanato, gli spuarti arsinidis e gli erbis cresciuti stai curti come un lup pustotto di monte e gli appartamenti sans d'una desolazione. Allora si sbregaren i vestis, attaccaren a craccià, si emplaren il chiav di cinese, si buttaren con la muse partiere, a fasere da segnai con gli strombis e a berlare verso il ciel. Giude ur ordenai sia ombs di tigni impegnasche i deacre finché non ves mondeati il santuari. Po al sielge predis cencepecchis rispietos de legge, e lor a smondearen il santuari e a portaren gli spieris profanadis d'un lux socio. A fasere in consei parviò dice che si poteva fare a riguardo all'altar dagli olocausti che gli era stato profanato. Urvigni la buona idea di sdrumalu perché non restasse lì di vergogne, sin stato profanato dai foresti. A sdrumare in dunque l'altar e a mettere gli spieri sulla monda al templi d'un lucadat, finché non fosse arrivato un profeta a diurare in merito. Poi a chiolere in pieris non lavoradis come cadis le leggi e a fare in su un nuovo altar sul stamp di quel di prim. Accomodare il santuari e a consacrare gli interni dal templi e i curtii. A tornare a fare i fornimenti sacrai e a portare dentro dal templi il candelier, l'altar dei bonodors e la taule. Poi a brusare in incenso sull'altar e a impiare sul candelier le lampadis che facere in luce al templi. A mettere anche i pan sulla tavola e a slargiare gli stendinis. Così a finire in lavoro che aveva scominciato. Si dere in dogna buinore dai 25 d'anno mese, ben a stai al mese di Casleu, talan 140 volte. E a offrire il sacrificio seon della legge sull'altar dagli olocausti che lo aveva fatto nuovo. Te stesse stagioni e te stesse dì che i foresti lo avevano profanato, al fu tornato a consacrare framieci di chians, di suns di citaris, di arpis e di covertoris.
Tutto il popolo si buttà con la muse partiere, a adorare e a benedire il ciel che gli era stato buon con loro. A fare la dedicazione dall'altar per dis e a offrire in olocausto con gionde e a sacrificare in vittime di ringraziamento e di laudo. Poi a fornire in la facciata del tempio con gioie di auro e con piccoli scus, a tornare a fare i portons e gli schiamaris e a mettere in gli spuartis. Un evore grande fu la gionde fra mies dal popolo, perché era stata parata io la vergogna dai foresti. Poi dopo giudei e fradis e tutte le assemblee di Israele a stabilire in di fa fieste dai dis che schiadeva la dedicazione dall'altar. Ogni anno, per vot dis, scominciando dai 25 del mese di Casleu, con gionde e con ligrie. A fare in su in che volte a tor de mon di Sion, mur sals e toresi scatignivi, per no che i foresti a tornassero a folpealu come che avevano fatto la prima volta. Al mette un trop di soldati per fare la vuote e a rinforciare Bezzur perché il popolo avesse una difesa contro dei dumee.